Ringrazio l'opportunità che mi è stata data dalla Fondazione Faustino Onnis nella realizzazione di un ritratto non convenzionale del poeta. Ho voluto appunto ricordarlo utilizzando un cappello, i suoi occhiali, una penna, il cappotto e il bastone, per ricordare, per confermare la presenza di Faustino ancora nella sua Selargius. La decisione di utilizzare comunque indumenti e utensili insomma importanti della vita, del quotidiano di Faustino è stata una situazione, se posso dirlo, magica, perché mi ha permesso di conoscere meglio e soprattutto in maniera umana l'artista. Il momento della realizzazione, ho cercato di isolarmi, quindi per me è stato un momento performativo e anche un momento di studio. Ho voluto prendere caro un consiglio del maestro Sciola, che mi disse che ogni momento della creazione doveva essere un momento di studio, non fine a se stesso. Questo ho cercato di fare, mi sono isolata, ho usato i chiodi e il martello cercando di diventare macchina, elemento dell'opera stessa, un attrezzo, un oggetto di realizzazione. Ho avuto spesso bisogno nell'intera giornata di isolarmi, di sedermi, di osservare il mio lavoro e riprendere perché l'opera non fosse noiosa all'osservatore, nel senso che avesse anche una sua poetica, un movimento, una musicalità. Mi piace fermare ricordi, sottolineare ricordi. I fili non sono altro che la materia più semplice da utilizzare per sintetizzare un concetto, tirare fuori uno stato d'animo. Io volevo legare Faustino al suo territorio, non ho fatto altro che legare i suoi indumenti, le sue cose alla sua terra. E soprattutto l'ho fatto con grande onore nel rispetto appunto di Faustino.